Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Che cos'è? Clamoroso, nuova grande impresa del rock and roll che batte il rap e la techno e si insedia stabilmente al primo posto nella classifica dei generi musicali preferiti dai giovani italiani. Nuove accuse per il rock and roll sospettato di aver orinato sul palco e di aver mangiato la testa di un pipistrello. Coinvolto, sarebbe incredibile, anche il rock and roll acrobatico. Clamorosi sviluppi nella vicenda che vede coinvolti da una parte il rock and roll e dall'altra le forze anti-rock and roll, i cosiddetti Matusa. Dopo i recenti attacchi di questi ultimi, il rock ha risposto con un indecoroso rumore molesto. Vediamo. Il rap non mi va, l'hip hop proprio non mi va, la techno è una merda. Ma il rock and roll, sì, mi piace, non è mai scoperto il rock and roll, il jazz, troppi assoli, la fusion è complicata, ma il rock and roll, sì, mi piace, non ha mai deluso il rock and roll, Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, grazie e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1169 di oggi, mercoledì 8 aprile dell'anno del Signore 2026. Cominciava la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net. fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli auto da fè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Radiolibertà.net is the place to be. 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, 029294 7222 quando lo dirò io. Il pezzo che avete ascoltato dall'album Crack Crack Crick Crack del 1999, perché questo è il rumore del nostro corpo che cambia, come spiegarono loro, gli eli e le storie tese, rock and roll con la presenza in incognito di Enrico Mentana. Ma adesso, signore e signori, arriva lui, implacabile come sempre, Pierluigi Magnaschi, diritto e rovescio. Vai pure, Natalia. Domenica prossima si terranno le elezioni politiche in Ungheria. Il premier Orbán, che ha il potere da 3 legislature consecutive, si è candidato per la 4ª volta.
Nelle elezioni politiche precedenti aveva sempre stravinto. Oggi invece i sondaggi lo danno in bilico. È perciò corso in suo soccorso il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, che si è precipitato a Budapest incurante di inserirsi in una libera elezione. Cina e Russia, che sono anch'esse a favore di Orbán, hanno scucito molti soldi a favore dell'Orbán stesso, ma hanno lavorato con molto più stile sotto traccia. Orbán è una quinta colonna di USA, Russia e Cina nella UE. Approfittando della norma demente che in Europa basta il no di un paese, per piccolo che esso sia, per bloccare le decisioni comunitarie, sinora Orbán, che guida un paese di soli 7 milioni di abitanti, è riuscito a bloccare le decisioni di una UE di 480 milioni di persone a vantaggio appunto di Russia, Cina e USA. Con la regola dell'unanimità non si riuscirebbe nemmeno a gestire un condominio di 10 appartamenti, non una comunità di 480 milioni di persone. Ma la UE è imbrigliata da questa norma demente, ripeto. Gloria eterna a Lussemburgo e a Pierluigi Magnaschi per quello che ha detto nel corso del suo diritto e rovescio. Sono le 18, 24 minuti e 54 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata. Noi stiamo aspettando di entrare in contatto con il senatore Manfredi Potenti per il Qui Parlamento. Sigla. Qui Parlamento. Caro senatore, buonasera e bentornato. Buonasera a tutti voi e agli ascoltatori. E allora, senatore, questo DL bollette, che cosa si preannuncia per noi? Sicuramente stiamo cercando di mitigare gli effetti nefasti di questa guerra che ha in qualche modo coinvolto una parte del territorio mondiale da cui proviene una grande fetta, diciamo, della autonomia energetica di tanti paesi, compreso il nostro. Peraltro, diciamo, quelle che sono le conseguenze di cui abbiamo e stiamo subendo, diciamo, gli effetti non sono tutte conseguenze dirette della mancanza di gas o di carburanti, ma diciamo di effetti inflazionistici. Noi abbiamo con questo provvedimento assunto misure urgenti volte a contenere appunto il costo dell'energia elettrica e del gas per le famiglie. Come abbiamo fatto? Anzitutto stabilendo un contributo straordinario di 115 euro per il 2026 per i beneficiari del bonus sociale per l'energia elettrica. E naturalmente questo è un contributo finanziato con un limite di spesa che dovrà poi decidere l'autorità ARERA. Naturalmente c'è anche la possibilità che i venditori di energia elettrica possano riconoscere per gli anni 2026-2027 un contributo straordinario ai clienti domestici residenti con ISEE fino a 25.000 euro e che non beneficiano del bonus sociale. Il provvedimento si articola poi con una serie di misure importanti anche per le imprese e qui abbiamo, diciamo, in qualche modo voluto tutelare soprattutto le piccole e medie imprese, ma anche quelle diciamo di maggior grandezza, e quindi promuovendo contratti di lungo termine per l'acquisto di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile da parte, appunto, dicevo, delle imprese, potenziando la piattaforma di negoziazione dei contratti e naturalmente rendendo più sicuri, diciamo, i contratti, riducendo i rischi a carico anche degli operatori sulle variazioni, ecco, di prezzo. Poi abbiamo, diciamo, una serie di misure che riguardano invece il tema del gas, ovvero sia diciamo, permettendo al GSE di vendere gas precedentemente stoccato, cioè che era stato accumulato in maniera virtuosa già nei mesi scorsi per abbattere le tariffe nel periodo intercorrente, quindi tra aprile
e dicembre 2026, contrastando in questo modo gli alti costi. Viene poi istituito un servizio, ecco, di liquidità all'ingrosso regolato da ARERA, e sono tutte queste, ce ne sono molte altre, insomma, ma sono, ecco, tutte misure che sono volte a mitigare questo effetto, chiamiamolo, che si riversa poi a carico degli utenti finali, ma soprattutto ci preoccupa quello a carico delle imprese e poi del trasporto, perché a catena andrà a, diciamo, impattare sul costo di tutti i beni di cui noi beneficiamo. Certamente oggi pomeriggio in aula, quando sono intervenuto, anzi questa mattina, mi scuso, ho ricordato che le soluzioni che noi andremo ad assumere non sono certo quelle paventate dal commissario europeo Jurgens, ovvero sia, come lui ha ricordato pochi anni fa, addirittura consigliando ai paesi di non consumare il gas, di utilizzare fornelli elettrici, di ridurre la velocità sulle autostrade, di non utilizzare, cioè siamo arrivati all'assurdo di una, diciamo, comunità europea che sta dichiarando sostanzialmente il fallimento delle proprie politiche green, e in questo senso dichiarando espressamente che quelle che fino a qualche mese fa erano politiche, diciamo, di beneficio per l'ambiente, che avrebbero dovuto ridurre l'impatto delle emissioni, stanno diventando dei vincoli eccessivamente gravosi su un sistema che in questo momento subisce gli effetti di una guerra. Quindi noi stiamo andando avanti con le proposte della Lega, con una extra tassazione, diciamo, di quelli che sono i profitti, extra profitti fatti dalle grandi aziende energivore, e che quindi hanno sostanzialmente guadagnato sull'aumento del costo dei carburanti. Stiamo chiedendo la possibilità, come durante il periodo Covid, di allentare diciamo le limitazioni sulla spesa e quindi vincoli sui bilanci degli stati, per consentire l'assunzione di misure che in questo senso andrebbero a beneficiare possibili ulteriori misure, ecco, di beneficio ai cittadini. E certamente ci stiamo rendendo conto che se non interviene anche l'Unione Europea, ripensando tutta una serie di azioni che fino ad oggi sono state portate avanti, come ad esempio la tassazione sull'anidride carbonica, il cosiddetto ETS, cioè tutte misure che hanno gravato sul sistema produttivo e che in un momento di emergenza come ora rischiano di affossarlo definitivamente. Quindi misure urgenti da parte dell'Europa, che lo Stato italiano sta chiedendo fortemente, dall'altra un'azione mirata con il decreto bollette per cercare di contenere, così come stiamo facendo con i carburanti, questa emergenza che ha colpito e sta colpendo fondamentalmente i cittadini. Quindi noi siamo sempre stati contrari alle guerre, abbiamo chiesto anche di ripristinare i rapporti commerciali con la Russia, non perché ovviamente amiamo quello che viene fatto attraverso la guerra, ma perché è evidente non possiamo più protrarre una situazione diciamo di conflitto militare che pesa sulla possibilità di accedere a risorse strategiche, che peraltro in questo momento fanno guadagnare qualcuno a costo di tenere milioni di cittadini sotto queste variazioni di prezzi. E quindi noi siamo per la, diciamo, possibilità di riprendere rapporti commerciali e pacificamente diplomatici anche con i paesi che sono attualmente coinvolti in un conflitto. Molto bene, senatore. Io la voglio ringraziare del suo tempo e al piacere di ritrovarci presto. Grazie a voi davvero e a tutti gli ascoltatori. Grazie ancora. Sigla e pubblicità e poi ci ritroviamo con Zucchero. Per colpa di chi? Del 1995. A tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare.
Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite Ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite Ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Sono bello stamattina, non c'è più la mia amorosa e sono più leggero di una piuma. Oh, intanto zio Rufus sta coi suoi pensieri in testa, portando in giro la vita a fare la pipì per colpa di chi. Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì per colpa di chi. Gucci man, yeah. Funky Gallo, come sono in ballo questa sera. Ho voglia di sono più goloso di una mela. Oh, avanti un popolo con la chitarra rossa, che intanto il tempo passa e lei non torna più per colpa di chi. Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì per colpa di chi. I'm a hoochie coochie man, yeah. Tieni il tempo, non ho tempo. Il sentimento è troppo denso. Funky Gallo, coi pensieri sconci nelle dita. Forse sono in fallo, ma mi piace molto Margherita. Oh, avanti un popolo con la lambretta rossa, che intanto il tempo passa e lei non torna più per colpa di chi. Stanotte voglio stare acceso e dire sempre di sì per colpa di chi. I'm a hoochie coochie man, yeah. Tieni il tempo, non ho tempo. I wanna dance, il sentimento è troppo denso. I wanna dance all night. Tieni il tempo, che non ho tempo. Sono fiamme le mie donne. Yeah, yeah. One time. A te la linea, Antonino. Oh, il blues non morirà mai, lo ha detto Zucchero e ha pienamente ragione. Lui ha sempre detto che il blues non morirà mai. Sul mio personalissimo cartellino non moriranno mai il blues, la democrazia, il Concilio Vaticano II e l'Alfa Romeo Alfetta che è figlia delle stelle.
Ma adesso, signore e signori, alle 18:38 minuti e 08 secondi, noi stiamo per avere il nostro ospite, anzi il co-conduttore di serata. Chi è? Lui, implacabile come sempre, pure lui è bello implacabile, mica discorsi, il nostro Antonio Zennaro con conto corrente che io sto già aggiungendo. Vai pure Natalia. Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. E allora io dico al nostro grande Antonio, ben ritrovato. Ciao Antonio, buona Pasqua fatta. E insomma, stasera puntata direi con molta carne al fuoco, visto che qua siamo tra patto di stabilità, rally delle borse e per finire l'Iran, perché tra l'altro oggi pomeriggio lo spedizioniere danese Maersk, che è uno dei giganti delle spedizioni marittime al mondo, molti di voi avranno presenti i loro container quando vengono trasportati per esempio sull'autostrada sui camion, ha detto che non ci sono ancora le condizioni di sicurezza per attraversare Hormuz, e questo lascia molto da pensare. Ben trovato intanto. Ben trovato Antonino, ben trovati tutti i nostri super mega grandissimi ascoltatori di Radio Libertà. Allora, giornata esplosiva proprio in termini di borsa, È il caso di dire. Non in termini ovviamente di bombe per fortuna, ma in termini di rally della borsa, insomma più 3%, insomma tanti titoli più 6, 7, Ferrari, insomma sta roba è stata come una pentola a pressione, no? Cioè questa agitazione, no? Tutti siamo impauriti dalle dichiarazioni di Trump, spezzeremo la civiltà, dopodiché nella notte, grazie all'intervento, forse secondo me le trattative erano già in corso da qualche settimana, c'è stato questo accordo di pace e quindi che è successo? È successo che tutti i mercati non erano convinti che ci fosse un accordo di pace, erano tutti convinti che si andasse verso una guerra prolungata, che non è detto che sia finita, però insomma pensavano tutti a un'escalation, Antonino. Quindi questo ha dato fiato perché comunque i problemi ci sono, soprattutto per quanto riguarda il tema legato ai carburanti. Inutile che ce lo nascondiamo. Questo non vuol dire che, infatti adesso arrivano le notizie, siccome gli israeliani hanno continuato a bombardare il Libano, sembrerebbe che sia stato ribloccato Hormuz, però gli americani dicono guardate che il Libano è fuori dagli accordi, quindi vediamo un attimino come si andrà a evolvere sta roba qua, però molto probabilmente prima o poi le guerre finiscono, insomma non è che possono andare avanti all'infinito, e soprattutto c'è stato un rally, un po' di positività, Antonino, no? Quello che forse abbiamo anche bisogno tutti è di essere un po' positivi sul futuro e anche dell'economia, insomma non è che ci siamo resi conto, ecco, possiamo fare anche al termine di questi mesi di guerra, possiamo fare anche un bilancio, no? Ci siamo resi conto che l'economia è ancora troppo interconnessa, cioè la globalizzazione comunque è ancora forte, quindi importiamo una marea di roba e non è solo un tema di carburanti, perché poi fossero solo i carburanti c'è tutto il tema, no? Abbiamo visto anche fertilizzanti, altri materiali, insomma chi lavora ad esempio nei materiali per l'edilizia, insomma ci sono tante cose che mancano. Noi avevamo in un certo momento quindi due guerre, una in Ucraina e Russia che ancora continua, speriamo finisca presto, perché hanno questi rotto le scatole, no, possiamo dirlo, no? Si può andare avanti. Dopo 4 anni che la Russia prova in 3 giorni ad arrivare a Kiev e non ci riesce, direi che possiamo anche quanto uno possa essere, vedere alcune situazioni positive, esatto. Però alla fine o ce la fai o non ce la fai, cioè, a un certo punto. Detto questo, e non ce l'ha fatta, andiamo avanti.
Detto questo, Antonino, noi avevamo 2 guerre di fatto, Medio Oriente, quindi con Hormuz, cioè sul tema energetico, e poi anche Ucraina e Russia, quindi un blocco, cioè una combo, potremmo dire, no? Una combo sull'Europa. Siamo resi conto poi che tutta sta roba, il fotovoltaico, bla 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 bla, ma alla fine senza petrolio i prezzi salgono e puoi avere pannelli dappertutto, il tema non lo risolvi. Siamo resi conto anche che, questa è un'opinione personale, ripeto, da uno che è comunque molto atlantico, però il turbocapitalismo americano, dove è tutto in mano lasciato al mercato, mal si concilia con le esigenze europee. Questo non è una critica a Trump, attenzione. Il turbocapitalismo l'ha creato comunque, no? Clinton, no? Quando fece le superliberalizzazioni. Il tema è che questo turbocapitalismo alla fine ce l'ha dimostrato Trump, no? Che poi ti dice le cose in faccia senza tanti fronzoli, no? Io esco dalla NATO, io qua, io su, io giù, alla fine dimostra che comunque noi siamo come un pungible. Perché? Perché oggi l'Europa non è in grado di sospendere delle regole, no? Come il patto di stabilità, che adesso sembra che in un giorno il tema non ci sia più, ma rimane, perché comunque ora che riprende Hormuz ci vorrà un mese, e comunque è come una ferita aperta questa, Antonino, cioè, no? Cioè questa non è una roba che adesso si cancella, no? No. E, anche perché potrebbe sempre in ogni momento ripartire, che comunque il regime ancora è forte, non c'è stata la liberazione del popolo iraniano, quindi si sa lì chi va a comandare, no? E il tema è, Antonino, che noi siamo in balia, no? Degli eventi, dei mercati, no? E non abbiamo le leve economiche come nazioni europee per fare delle, cioè siccome l'economia, no, come si vede, è dinamica, noi invece dobbiamo stare a guardare delle regole scritte 30 anni fa, no? Questo patto di stabilità, perché se sfori, no? Allora che succede, no? Arriva il commissario europeo e ti dice, no? Ti apro ora tutte queste procedure che andavano di moda negli anni 80, 90, no? Ora quando c'era il DDR, che poi sono riportati in un altro vestito, ma è sempre tutto cioè il mercato ormai, parliamo i robot fra poco, no? Arrivano e ci fanno la pasta asciutta e stiamo ancora pensando, no? Che per 3 mesi non si può bloccare un attimo, fare un po' di iniezione tagliare un po' le tasse, fare un po' di iniezione, no? Per le aziende, per le imprese, no? Cioè, se no sembra che i mercati, cioè, diciamo che su questo è un tema, è un problema. Abbiamo visto che comunque l'Europa è troppo lenta. Oltretutto che non conta niente a livello internazionale, perché ha dovuto arrivare il Pakistan per far trovare un accordo, no? Tutti imbambolati, no? I leader, oddio, cioè siamo un mese e mezzo Europa, tipo sonnambula, no? Oddio, non mi schiero con Trump, oddio, no, non so che, no, con l'Iran, se no c'è la rivolta dei Maranza, oddio, no, Hormuz, cosa faccio? Mando, do un aiuto all'Oman, se no, cioè, ma ragazzi, ma di che stiamo parlando, veramente, no? Cioè bisogna uscire un po', secondo me, da questo imbambolismo che l'Europa ci ha dato queste regole, no? Lacciuoli, non si può fare niente, se no. Ma se c'è una crisi, no? Cioè, se questa crisi fosse andata avanti di più, che dovremmo aver fatto? Aspettato che le aziende fallivano, le famiglie andavano con l'inflazione, no? I prezzi, già la spesa è salita, già la spesa, ripeto, già i prezzi del carrello negli ultimi 5 anni sono esplosi, no? Sono esplosi, poi non capisco, poi arrivano una marea di merci dall'estero. Gli agricoltori stanno sempre, no, in difficoltà, e però i prezzi aumentano. GDO ormai sono rimasti 3-4 gruppi e fanno miliardi di euro di utili, no? Un po', forse un po' di guardia di finanza. Io ce la manderei a controllare tutto il tema dei prezzi. Comunque, vabbè, questa è un'opinione personale. Però, Antonio, l'Europa non è in grado ci hanno subito fatto il comunicato stampa preventivo, no? Perché su usciti, no? Ieri, cioè, ricapitoliamo cosa è successo. Allora, sembrava che ci fosse un'ulteriore escalation con, no, come si dice, scarponi sul boots on the ground, no? Sì. Allora, ovviamente il governo ha studiato tutta
e lo deve studiare un governo serio, non è che si può trovare, no? Si può trovare che si sveglia la mattina e c'è una crisi, no? Come quando abbiamo comprato noi mascherine in Cina affallate. Si deve pianificare, dice se qua continua la cosa posso fare tutta una serie di soluzioni, no? E uno studio al vaglio, che non vuol dire che tu le approvi, no? Tra cui anche uno scostamento di bilanci, tra cui anche eventuale richiesta all'Europa di sospensione del, visto che non abbiamo nucleare, siamo più dipendenti dal petrolio, no? Ma questo per dare ossigeno alle imprese, per dare ossigeno alle famiglie. Subito un commissario europeo ha detto no, tanto non siamo ancora in crisi, no? Da vedere, poi voglio vedere poi i dati su produzione industriale nelle prossime settimane. Occhio, perché ogni cosa deve essere decisa a livello europeo tutti insieme, no? Quindi per mettere d'accordo 20 paesi, no? Cioè, ora che ci mettiamo tutti d'accordo, magari il prezzo del petrolio andava a 150 e avevamo, no, il disastro economico. Cioè, questi meccanismi europei funzionano in una situazione utopistica, no? È come quando, no, il libero mercato, no? Il free market totale, è bello, cioè dici, mazza che bello, il mercato si autoregola da solo. Poi ti rendi conto che però servono dei meccanismi di, come possiamo dire, Antonino, di equilibrio. Allora, se io mi ritrovo famiglie e imprese in difficoltà perché pago la bolletta elettrica più alta d'Europa per tutta una serie di scelte fatte in passato sbagliate, ricordiamocelo, sta roba qua, ok? Perché dopo non ci lamentiamo, no? Certo. Non ci lamentiamo, no? Anche sul recente, no, la settimana scorsa, dopo non ci lamentiamo, ok? Bene. Allora, Antonino, ma può essere che non siamo liberi come Stato di intervenire in maniera veloce, no? Per fare uno scostamento di bilancio? No, subito l'Europa ti fa la maestrina e ti tira. Questo meccanismo qua, secondo me, il governo, soprattutto la Premier, deve, alle prossime occasioni, porlo. Perché è un meccanismo che non funziona, cioè il mondo ormai va avanti, come secondo me tutta una serie di meccanismi che ci siamo dati a livello europeo sui vincoli della tecnologia, cioè tutta sta roba GDPR, tutta sta roba, no, AI Act, tutto, cioè non abbiamo l'innovazione ma abbiamo la burocrazia. Non abbiamo l'innovazione ma facciamo una marea di convegni sull'innovazione. Detto questo, Antonino, sono ancora convinto che uno dei nostri problemi di competitività, di velocità per l'Italia sia comunque queste regole, non l'Europa come modello, anzi l'Europa come modello di crescita tutti insieme è una bella idea, però Antonino dovrebbe essere un'Europa veramente federalista, anche sul tema del federalismo ormai a livello europeo non si usa più, no? Come era all'inizio, che c'era proprio l'idea di un'Europa federalista. Perché? Perché io devo essere libero comunque di darmi le mie regole e anche di agire. Poi sono fatti miei se, no? Cioè, devo essere un po' libero di muovermi, perché sennò è come ognuno si mette il stesso vestito, no, Tonino? La stessa taglia, stessa cosa. Guardate ragazzi, cioè, il patto di stabilità è come avere la stessa maglia che dobbiamo avere tutti uguali, però siamo magari alcuni, uno è più alto, uno è più basso, uno è più magro, uno è più... No, cioè, capito Antonino? Cioè, non è che possiamo mettere tutti la stessa maglia, forse dovremmo adattare, avere più taglie, no? E magari in certe situazioni, magari perché c'è una situazione particolare, uno si fa fare il vestito su misura. Questo secondo me dovrebbe essere una politica europea che funziona nel 2026. Ok, Antonino, perché sta roba, il patto di stabilità, sono contento che l'abbia tirato fuori giustamente la Lega. Non ho sentito gli altri alleati che siano intervenuti, hanno paura, no? Perché sennò che fanno? Succede, Moody's ti declassano, cioè, capito? Ma non è vero, capito? Non ti declassa queste robe qua. Anche questo film mentali, no? Lo posso dire con un po' di esperienza nei settori finanziari, non è che Moody's, perché se fai un po' di scostamento del bilancio arriva alla scure, no? Ti ritorna a monti, no? Mamma mia che scene. Dai, no? Lì c'aveva il cappotto là, quello... Sì, il Loden. Loden, cioè, non è che ci torna il Loden, dai, ma... Però, ripeto, secondo me ce la siamo vista... Speriamo sta roba si chiuda,
però siamo stati scottati, quindi secondo me io sono dell'idea che dobbiamo trovarci cioè neanche il modello europeo è un modello derivato, no, dal dirigismo dell'Unione Sovietica, perché poi l'Europa è andata in mano ai tedeschi e gran parte dell'establishment tedesco della DDR, che poi è entrata, ha fatto fuori fondamentalmente tutti quelli che venivano da Germania, quella libera, insomma, perché poi così, ragazzi, perché se poi andiamo a vedere le culture anche politiche in Italia, anche all'interno di alcuni partiti che si fanno liberali, si può vedere, vengono invece da tutt'altre culture politiche. Detto questo, quindi invece magari alcuni partiti rimangono un po' più invece liberi su questo e si possono infatti permettere di dire certe cose come sul Sa che sì. No, Tonino, perché allora noi secondo me dobbiamo sapere di più costruirci il nostro modello, che è un modello che è un mix tra libero mercato, ma comunque serve l'intervento statale forte per mantenere tecnologia e innovazione, comunque la spinta dobbiamo avere, ecco, dobbiamo averla con grossi investimenti. Vuol dire che non siamo gli Stati Uniti, ok, Antonino? C'è anche proprio una prospettiva diversa. Noi abbiamo anche spesso i grossi capitali dell'imprenditoria sono capitali oligopolistici, cioè si sono messi in delle nicchie, ok? Non mi fa far nomi, no? Però si sono messi in delle nicchie quasi di monopolio, oligopolio, e lì si belli contrabbine che hanno bisogno di innovare, no? Ok? Questo è il grosso capitalismo italiano. Okay. Quindi è normale che serva un forte intervento pubblico di aziende anche di Stato che faccia investimenti e poi sotto tutto ovviamente libertà massima per le PMI. Questo secondo me è un modello che ha funzionato negli anni 80-90, secondo me adattato col mondo di oggi alla tecnologia noi dovremmo sempre di più portare avanti, c'è niente da fare. Il modello DDR tedesco, no? Non funziona, a parte che non sta funzionando, ma anche i tedeschi sono sotto un treno, no? Green, certo. no? Green, che andava avanti da altri 2 mesi, non so la Germania che faceva. Detto questo, e poi c'è il modello americano del turbocapitalismo che mal si adatta alla nostra, che non c'è questo DNA di innovazione, no? Cioè, a prima occasione che si è vista, si sono comprati autostrade privati, no, si sono comprati la TIM, no, monopolio. Cioè, non è che si sono messi a fare, no, chi si è messo a fare veramente innovazione sono tutti veramente piccoli imprenditori che, no, e questo è il tessuto nostro, il tessuto dei distretti produttivi, questo oggi è la realtà. Quindi, vuoi o non vuoi, se ti metti la casacca di un altro, no, come tu ti mettessi la maglia o tedesca o la maglia americana, non ti si adatta al tuo fisico. Stesso discorso al nostro italiano. Quindi, secondo me, il modello, tanto più di un federalismo anche economico, è un modello che deve essere sempre di più preso, perché non funziona, cioè non funziona sta roba europea che è tutti uguali, cioè ci dovrebbe essere, o si fa un patto di stabilità più dinamico, no? In certe situazioni parte una crisi, parte una cosa, flessibilità, hai 3-4 mesi, 6 mesi, un anno, dopo puoi rientrare, ma no, anche su PNR, io sono uno di quelli che è sempre stato critico, Antonino, ma che no, tutti, i soldi arrivano. Bello, 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 no? Poi ti rendi conto che gran parte di questi fondi sono prestiti e li devi ridare, ci paghi gli interessi, insomma, prestiti vincolati poi, no? Dove vogliono loro, sui settori che vogliono loro. E non ha funzionato perché io tutto sto ancora, ripeto, un'opinione personale, ma tutto sto beneficio del PNR, io sinceramente non è che lo vedo per strada parlando con la gente comune, no? No, non mi pare che sia cresciuto il PIL, anzi. Quindi ragazzi, se poi 6, 7, 8 aziende grosse, multinazionali o italiane multinazionali hanno preso il grosso delle cose, quindi hanno raddoppiato il fatturato, bravi, sono contenti, grazie per il fisco, ma il grosso è il PMI, sinceramente questi benefici del PNR, almeno parlando, stando in mezzo alle persone tutti i giorni, non è che li abbiamo sentiti, quindi altro vincolo europeo che mal si adatta al nostro vestito. Quindi Antonino, tornando a Hormuz, no, che ormai sì, anche il mio vicino di casa che è in pensione con la minima però ha dato quei contributi quando c'era la DC,
comincio a parlare del stretto di Hormuz, significa che c'è un problema. Il problema è che, ragazzi, Europa, fine, so che Claudio ha detto, Borghi ha detto una roba, no, che se la dici, no, c'è il fine mondo, no, sul mainstream. Però alla fine, ragazzi, noi siamo andati tutto sul gas, è vero, prima eravamo troppo dipendenti dalla Russia. Poi è partito tutto il discorso, già era partito, no, di diversificazione, si è cominciato a prendere un po' di gas sono dentro al tecnico comunque degli Stati Uniti, che costano una barca di soldi, però dice intanto diversifico perché non sono dipendente tutto da Putin. Poi Putin ha fatto l'aggressione e devi diversificare. Quindi si è passati completamente. Nel frattempo la Libia è messa KO dai francesi, insieme agli inglesi, col via libera della Clinton, perché questa è ormai storia, possiamo dire, insomma, non è che no, sta di storia, fanno saltare tutto il meccanismo Libia che a noi ci forniva anche il gas. Siamo costretti a aumentare l'Algeria, ma anche andare soprattutto sul Qatar. E fino adesso il sistema ha funzionato, ok? Nel momento in cui poi l'Iran si sveglia e comincia a bombardare tutti gli amici, diventa la rotta del Qatar problematica e devi, insomma, alla fine questa Russia, vuoi o non vuoi, una quadra la dovremmo trovare. Cioè, io penso che non è che si può restare, ma cioè io non è che sono filo russo, non mi interessa niente, però a un certo punto con quel paese e alle condizioni in cui vende il gas, non dico che devi comprare il 50%, ma una piccola parte di risparmio. Detto questo, poi dico un'altra roba, Antonino, so che non è mainstream, anche tutte queste aziende di idrocarburi, energia, insomma, quest'anno secondo me chiuderanno dei begli utili, ma non è che sono utili, non è che sono utili che arrivano ai cittadini, quindi anche lì, no? Vediamo adesso quando scenderà il prezzo della benzina, quanto ci metterà a scendere, no? Perché questo poi interessa, no, alle persone. Cioè vedo un po' molti atteggiamenti di parte di queste grosse imprese un po' furbetti, no? Quando c'è da subito, no? Da alzare, boom, subito, cioè come il trading, no? Venerdì chiude la borsa di Shanghai e poi subito lunedì mattina alzano il prezzo della benzina, fai alle 7 in tempo andare. E mentre il contrario, no, vediamo, no, adesso però, no. Cioè, quindi su sta roba qua. E poi abbiamo un problema, secondo me, io ripeto, sono convinto che dovremmo investire, e qui altro che patto di stabilità, ma qua proprio dovremmo essere liberi di investire sul nucleare in maniera pesante, Antonino. Il nucleare ci permette la vera sovranità energetica, al di là di tutti i discorsi, ce l'ha il nucleare, punto. E quindi proprio perché ti dà la sovranità energetica è visto da una marea di interessi, soprattutto fuori all'estero. È vero, adesso noi per ripartire ci serve una marea di soldi, investimenti che non è che in Italia, no? Però questa è la strada, è il nucleare. Vuoi non vuoi. La Cina, infatti, no? Che tutti dicono, oh, la Cina ha fatto una marea di centrali nucleari negli ultimi 15 anni, una marea, ok? È una marea, capito? Quindi, cioè, non vedo, devo competere con la Cina, dopo però mi fa dumping, no? Su tutta una serie di cose. Poi il dumping anche fra paesi europei, anche c'è questo tema qua, no? Paesi che sono una sorta di, no? Paesi alla fine con fiscalità molto agevolata, tipo l'Irlanda, Lussemburgo, e noi che paghiamo il 57%, quindi un dumping fiscale. Però, diciamo, detto questo, sono problemi storici. E secondo me questa è una lezione che ci ha dato questa crisi, che non è finita, e che dobbiamo sempre di più trovare, Antonino, il nostro modello economico, che alla fine non ti viene da fuori, te lo devi costruire tu. Questo è importante, soprattutto per i prossimi passi che dovremo fare come Italia e come Europa. Antonio, le 19, 2 minuti e 45 secondi. Aspetta 10 secondi che torniamo e andiamo a concludere questa nostra chiacchierata, perché vorrei chiederti alcune cose. A tra poco.
Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, le 19, 3 minuti e 13 secondi sulle magiche Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, Antonio, andiamo un po' a concludere. Questa settimana che cosa dobbiamo tenere d'occhio prima di tutto? Secondo, come pensi che andranno petrolio e gas? Ma secondo me non scenderanno in maniera così pesante, cioè al di là del trading, ok, che noi vediamo in borsa, secondo me adesso c'è la paura, no? Come quando ti posso dire, presente post-Covid c'è stata una fiammata dell'acquisto di case, no? Perché la gente è stata in casa un botto, 2 anni quasi, e quindi appena ha avuto un po' di libertà, è vero che è uscita, ma soprattutto si è comprata una casa più grande, no? Chi ha potuto, ovviamente. Cioè si sono tutti allargati, ho preso la seconda casa, perché c'è la paura, dice qua, se gli succede che mi richiudono, almeno sto o se non si sono comprati arredamenti, insomma hanno fatto c'è stato poi un boom di PIL. Il 110 è arrivato dopo, ma subito dopo il Covid. Secondo me adesso ci sarà una marea di acquisti di idrocarburi da parte di tutte le grosse società che hanno comunque grossi consumi per fare lo stock annuale. Già parlavo con un mio amico, insomma, che ha lo stabilimento balneare, dice, ma io ho fatto lo stock di vino così almeno lo stock e se la buttiamo anche un po' a ridere, se no a casa, no, tra la guerra, missili, cose, sì, no, però sicuramente ci saranno grossi acquisti e quindi il prezzo reale, quello sul mercato, scenderà, però ora che riparte tutto, cioè ci sarà una botta di acquisti secondo me, quindi non è detto che scenda in maniera così pesante, come tutti pensano, cioè non ritorniamo ai $40. Questa oggi è, ad oggi, la previsione che possiamo fare. Antonio, io intanto ti ringrazio e che dire di più, ci ritroviamo il 15 di aprile, speriamo con dei valori del petrolio e del gas nettamente migliori e con un'economia, speriamo, in ripresa. Grazie ancora. Grazie a voi, alla prossima. Ciao Antonio. Sigla. Ciao Antonio, grazie. Avete ascoltato Conto Corrente. It's a crime. Le 19, 5 minuti e 42 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Noi siamo sempre lanciatissimi, amiche e amici miei, e allora che si fa? Facciamo una bella cosa, siccome sono le 19.06 possiamo aprire i telefoni 0292947222, nel mentre vi do qualche notizia, perché poi alle 19.13 avremo con noi Roberta Gisotti, parleremo di violenza sulle donne e di conseguenza ci saluteremo con questa chiacchierata che ho registrato con lei questo pomeriggio per il suo ultimo libro, Uomini contro le donne, ERF Edizioni, che credo sia un tema alquanto interessante per voi. Diamo un'occhiata all'ANSA, segnatamente Tajani, le IDF hanno colpito un mezzo italiano dell'Unifil in Libano, convocato l'ambasciatore, ma io dico, l'Unifil in Libano oggi come oggi è delle donne, batte quasi sempre il sole per noi, che se non ci fossero loro, a noi basta una parola, anche un gesto solamente, per cambiare il colore. A te la linea, Antonino. Eccoci qua, grazie Natalia. Non so perché sul più bello
è andata in apnea la linea, non lo so perché. Vabbè, comunque, stavo guardando le ultime notizie, l'ANSA, vi dicevo, Clooney minacciare la fine di una civiltà è un crimine di guerra. Vorrei sapere dal signor Clooney, noto amico di Autopen Biden, se gridare per 47 anni morte all'America e bruciare la bandiera americana o anche strappare la fotografia del Presidente della Repubblica Italiana siano o no una azione definibile come crimine di guerra, se ce lo vuole spiegare. C'è Lisetta al telefono. Buonasera Lisetta. Buonasera a tutti. Allora, io sono contenta per le borse europee che sono andate bene, finalmente dopo 3 o 4 giorni che erano a zero, si può dire. Allora, non è questa la notizia che volevo darvi. Sui microchip, signor Tonino. Sì. Allora, se oggi io dico che con un telefonino grande pochi centimetri possiamo parlare in tutto il mondo, lo dobbiamo a un veneto, signor Tonino. Sì. Allora, i tanti bistrattati veneti delle barzellette di Tognazzi e Vianello. Questo veneto si chiamava professor Faggin e insegnava all'Università Californiana di Berkeley. Inventò il microchip, che è la base dei moderni telefonini. Ebbene, questo illustre uomo, dico io, che ha rivoluzionato il mondo dell'elettronica, non è mai stato proposto per un premio Nobel. Purtroppo i grandi scienziati, secondo me, vengono spesso ignorati dalla scienza ufficiale e invece le mezze calzette vengono messe sul trono. Io faccio l'esempio della famosissima Rita Levi-Montalcini, che ha scoperto l'acqua calda e ha vinto il premio Nobel, sponsorizzata dalle industrie farmaceutiche mondiali, ed è stata pure nominata senatrice a vita. Io dico beffa delle beffe. Purtroppo devo aggiungere, signor Tonino, che la gente comune non sa queste cose, imbevute da mass media ignoranti e dagli strapagati conduttori della RAI. Tutto qua, io la saluto e una buona serata. Grazie. Allora, Federico Faggin, grazie a Dio, è ancora tra noi, essendo classe 1941, quindi nulla vieta che egli riceva il premio Nobel. Lui è stato l'inventore dei chip per l'Intel, precisamente, nel 1971, il chip al silicio, che è quello che è alla base dei nostri computer, oltre che dei telefonini, ma potete pensare anche all'impianto di iniezione elettronica che c'è nella macchina e così via. Per quanto riguarda la Levi-Montalcini, le chiedo scusa, ma sostenere che una mente come quella di Rita Levi-Montalcini sia arrivata al premio Nobel per una scoperta dell'acqua calda, per giunta finanziata dalle case farmaceutiche, non so chi è che le abbia dato queste informazioni, ma certamente sono delle cazzate, mi permetto di dirglielo. Le trovo anche francamente irrispettose nei confronti di una donna che per tutta la vita ha dedicato la sua attività alla scienza. Beh, dire che la Montalcini abbia fatto la scoperta dell'acqua calda, vorrei essere cretino io come Rita Levi-Montalcini, mi perdoni. Non so, non mi ritrovo questa sera nelle sue affermazioni, mi perdoni. Trovo anzi invece che la figura di Rita Levi-Montalcini debba essere additata soprattutto in questi tempi così oscuri nei quali c'è chi sogna di fare la influencer e di avere un giorno il proprio brand per vendere i panettoni in beneficenza, senza fare citazioni di vario genere. Ecco, gli si potrebbe dire: perché non diventi come Rita Levi-Montalcini? Perché non diventi come Cristina Koch, che sta volando di ritorno dalla faccia oscura della Luna? Perché non diventi come Sofia Goggia, che è una validissima atleta, molto coraggiosa, molto determinata ed è anche una donna di buona cultura? Perché non diventi questo anziché fare l'influencer? Voglio dire, di esempi positivi mi pare che ce ne siano tanti e non pochi. Allora, le 19:12 minuti e 23 secondi, noi siamo sempre in diretta, diamo anche un'occhiata alla BBC. L'Iran avvisa le navi che passano attraverso lo stretto di Hormuz senza permesso saranno bersagliate e distrutte, signore e signori. L'Iran si è accordato per consentire il passaggio delle navi attraverso
lo stretto di Hormuz per 2 settimane come parte dell'accordo di cessate il fuoco condizionato con gli Stati Uniti d'America. E vedremo, anche perché tra l'altro nel pomeriggio Teheran aveva bloccato le petroliere come ritorsione per il fatto che Israele non riconosce e non estende il cessate il fuoco al Libano. Su questo si aggiunge anche la Casa Bianca, e in più, torno a ripetere, l'Oman ha dichiarato, perché lo stretto di Hormuz è un lato iraniano, l'altro lato c'è l'Oman, no, noi non percepiremo e non richiederemo alcun pedaggio a chi passa dal nostro lato, anche perché è da sottolineare che, ripeto, l'Iran sta palesemente violando il diritto internazionale, visto che in questi giorni tanti si sono scoperti internazionalisti, proprio perché la Convenzione di Montego Bay obbliga a lasciare aperti questi bracci di mare di rilevanza internazionale. E lo stesso, vedete, il regime giuridico dello stretto di Hormuz, per chiarirci, è lo stesso regime giuridico che regola lo stretto di Messina. Noi non possiamo chiudere lo stretto di Messina alla navigazione mondiale, né tantomeno l'Italia potrebbe imporre un pedaggio per le navi che vi passano. Quindi, tanto per chiarirci. Va bene, adesso parliamo di donne, di violenza sulle donne, con Roberta Gisotti, valentissima collega già della Radio Vaticana e della RAI. Questo è il suo ultimo libro, Uomini contro le donne. Alla fine della nostra chiacchierata ci saluteremo con gli Alunni del Sole, concerto del 1973. Appuntamento domani alle 18:15 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Allora, la mia gradita ospite di questa sera è tra l'altro un graditissimo ritorno in quel di Zoom, perché è la collega, detto ovviamente col dovuto rispetto professionale, la collega Roberta Gisotti, che è stata a lungo caporedattore in quel di Radio Vaticana, è stata anche consulente della RAI e continua, perché non si guarisce da questa malattia che è il giornalismo, continua ad essere ammalata e di conseguenza continua a fare sano giornalismo. La particolarità del sano giornalismo di questa sera è questa cosa che vedete qui. È il suo ultimo libro, eccola qua, questa è la sua copertina, Uomini contro le donne, uscire dalla violenza, con la prefazione del giudice Valerio De Gioia. Io lo ricordo, insomma, in altri tempi per Italia Oggi, il dottor De Gioia è persona che quando apre bocca in tema di diritto sa benissimo quello di cui sta parlando, e in particolare questo è un libro che si occupa di violenza sulle donne, ma è anche un libro che per certi versi prova a raccontare qualche storia, non dico di redenzione, ma diciamo di perdono o di presa di coscienza più che altro. Roberta, intanto buonasera e ben trovata. Buonasera a tutti i tuoi ascoltatori. Allora, vi ricordo tra l'altro, ecco, vedete che io sono imperfetto, lo trovate in libreria per i tipi di ERF, edizioni Roberta Gisotti, Uomini contro le donne. Roberta, uno potrebbe dire di libri sulla violenza sulle donne ce ne sono già tanti in giro, ma mi pare che qui ci sia un approccio completamente diverso. Da un lato ho trovato una ricostruzione, diciamo, per certi versi anche storica, del modo in cui questo paese è arrivato a prendere coscienza dell'esistenza di uomini che odiano le donne e che perpetrano delle violenze contro di loro, perché vi vorrei ricordare che fino agli anni 90, fino alla legge Turco, correggimi se sbaglio, la violenza sulle donne era considerato più un reato contro la morale che non un reato contro la persona, e invece con la legge Turco sono arrivate delle punizioni molto più severe. È stato per esempio è stata introdotta l'ipotesi dello stupro di gruppo, eccetera, eccetera. L'Italia ha fatto un lungo cammino per arrivare però alla coscienza della dignità delle donne e della loro difesa, perché io vorrei ricordare che negli anni 70, quando ci furono casi drammatici come il Circeo nel 1975,
ma se voi andate su YouTube c'è Processo per violenza carnale, che è uno speciale della Rai del 1979, filmato in bianco e nero, e c'è il classico avvocato che dice vedete, avete voluto la parità, avete voluto essere come gli uomini, ora non vi dovete lamentare se gli uomini vi violentano, perché se foste state a casa a fare la calza e a fare le cose da donne non vi sarebbe successo tutto questo. Quanto cammino ci è voluto per arrivare a un po' di civiltà nel 1996, tanto per cominciare, e poi al recente reato di femminicidio, Roberta? Allora, Antonino, tu hai premesso libri sulla violenza di genere, ce ne sono tanti. Questo libro però si pone sicuramente controcorrente, perché dà voce ai coprotagonisti di questa tragedia che viviamo praticamente giornalmente, che sono assenti dal dibattito pubblico, ma anche sostanzialmente dal dibattito privato, e che sono gli uomini. Quindi apre un faro e dà voce al genere maschile. E questo perché la motivazione di questo libro è quella di capire che cosa fare di più, meglio e diversamente da quanto fatto fino ad oggi, perché la violenza di genere, come ho già detto, è un dramma che si consuma praticamente quasi quotidianamente, tanto che la media dei femminicidi è di una donna uccisa per mano di un uomo, in massima parte partner o ex partner, ogni 3 giorni e mezzo. Questo vuol dire che se ascoltiamo la notizia di una donna che è stata uccisa lunedì sera al telegiornale, dobbiamo aspettarci che passato martedì, mercoledì, giovedì, il giovedì ne venga uccisa un'altra, e poi ancora venerdì, sabato e domenica, e dovremo ascoltare che un'altra donna è stata uccisa. Ora, questo ci fa capire che nonostante il grande sforzo normativo che abbiamo avuto in Italia, tra i paesi più evoluti in questo senso, per dare pari dignità alle donne, e questo dal secondo dopoguerra ad oggi, non abbiamo sortito i risultati sperati, e viviamo anzi un momento in cui sicuramente c'è quasi una sorta di rancore sociale, esistenziale da parte del genere femminile. Allora, per questo io nel libro, come tu hai ricordato, per capire anzitutto io, quindi per farmi un'opinione informata, ho fatto questo excursus storico dal secondo dopoguerra fino al reato di femminicidio che è stato varato dal Parlamento alla fine del 2025. Da questo excursus della storia normativa e del costume si evince che sulla carta lo Stato veramente ha fatto il cammino che doveva fare per riconoscere la parità di diritti e le pari opportunità alle donne, ma nella realtà questo non c'è stato. Però facendo questo excursus ho trovato alcuni fatti su cui mi sono soffermata, e uno di questi è che solamente nel 1981 c'è stato in Italia la soppressione del delitto d'onore e del matrimonio riparatore. Quindi in anni in cui già la storia normativa aveva riconosciuto nel 1948 nella nostra Costituzione pari diritti e doveri agli uomini e alle donne, ma poi avevamo avuto nel 63 il riconoscimento dell'accesso per le donne ad ogni carriera, professione, incarico pubblico e privato, per esempio alla magistratura, che fino ad allora era preclusa alle donne.
avevamo avuto nel 70 la legge sul divorzio, avevamo avuto già nel 75 la riforma del diritto di famiglia che riconosce parità di ruoli all'interno del nucleo familiare tra uomini e donne, e avevamo avuto poi la legge sulla interruzione di gravidanza, e quindi è come se il Parlamento si fosse dimenticato, no? Queste due leggi che ponevano la donna in una condizione di totale, insomma, sudditanza, no? al potere maschile. Questo che cosa significa? Significa che c'erano e sicuramente sono rimaste delle sacche di resistenza all'emancipazione femminile. Se dal 48 siamo dovuti arrivare all'81, no, per togliere queste due leggi anacronistiche, e ancora oggi dobbiamo riflettere che queste sacche di resistenza all'emancipazione femminile ci sono ancora, non solo, ma non essendo state affrontate, hanno procurato un ulteriore disagio esistenziale e sociale in una parte del mondo maschile che non ha avuto una emancipazione parallela a quella delle donne, per cui sono rimasti ancorati a vecchi modelli, a vecchi stereotipi, a vecchi pregiudizi che sulla carta non ci sono più, naturalmente, grazie a Dio, ma sussistono anche a livello inconscio o sussistono anche nel privato, ma si esprimono poi anche negli ambienti di lavoro, negli ambienti sociali, ed è su questi su cui dobbiamo lavorare. Ora, per lavorare ed avere questa emancipazione maschile, dobbiamo coinvolgere gli uomini, mentre negli ultimi decenni c'è stata quasi una ghettizzazione ed una colpevolizzazione generalizzata degli uomini, che sono scomparsi dal dibattito e non vengono chiamati in causa loro stessi per fare un'opera di presa in carico del problema, di autocoscienza e di attivismo in questo senso. Roberta, mi sembra che, tra l'altro, la mia non vuole essere una polemica, ma osservo però che non tutti gli uomini oggi siano, diciamo così, attenzionati. Si è creato questo stereotipo dell'uomo violento, dell'uomo violentatore, dell'uomo abusatore, che necessariamente è maschio, bianco, etero, occidentale, cattolico. Quando noi però troviamo anche dei casi, ahimè, di cronaca, nei quali ci sono nuovi italiani, ci sono personalità, personaggi che arrivano da altre culture e da altre religioni, segnatamente quella islamica, che si rendono colpevoli di pestaggi nei confronti delle mogli, eccetera, eccetera. A volte ci sono sentenze incredibili nelle quali sentiamo dire vabbè, ma questa è la loro cultura, oppure sentiamo dire in alcune inchieste musulmani che dicono vabbè, ma picchiare la moglie comunque è qualcosa di giusto. Non è che l'intenzione era buona, cioè appunto l'educazione all'emotività, ai sentimenti, eccetera, eccetera, ma nel frattempo ci siamo un po' persi per strada in nome del politically correct. Allora, quando io dico che dobbiamo chiamare in causa gli uomini, dico che anzitutto ci dobbiamo occupare degli uomini appunto che agiscono violenza in varie forme, in vari gradi, fino all'apice del femminicidio. E occuparsi significa che questi uomini vanno recuperati. Oggi in Italia abbiamo i centri per uomini autori di violenza, di cui quasi nessun italiano conosce l'esistenza. Pochi già conoscono che esistono centri antiviolenza che sono dedicati alla tutela delle donne vittime, ma quasi nessuno sa che esistono dalla fine del primo decennio di questo secolo questi centri che con la sigla si chiamano
CUAV. Ora è molto importante dare rilievo a questi centri che in realtà sono già entrati nel nostro ordinamento giudiziario, per cui al momento i giudici indicano agli uomini che hanno avuto, che hanno agito violenza di genere o violenza domestica, che hanno avuto pene sotto i 4 anni, di frequentare un corso di recupero presso il CUAV per ottenere la pena, la sospensione condizionale della pena, che è per tutti i reati sotto i 4 anni, ma per chi si è macchiato di questo genere di violenza di genere o domestica c'è l'obbligo, per ottenere questo beneficio di legge, di frequentare un corso. Questi, oltre ad avere a occuparsi degli uomini che vengono mandati dai giudici, questi centri sono dedicati a uomini che spontaneamente prendono consapevolezza di un agire violento o di abuso, di sopruso, di sopraffazione verso le donne della propria famiglia, e possono rivolgersi a questi centri appunto per iniziare un cammino di recupero. C'è poi tutto il lavoro di prevenzione che questi centri possono fare sul territorio, per far sì che dei comportamenti abusanti siano dagli uomini, soprattutto giovani, riconosciuti come tali e siano corretti. Ora però qual è il problema che emerge nel libro? Che c'è una forte resistenza all'operato di questi centri da parte di chi? Proprio da parte di chi fino ad oggi si è occupato con grande merito, naturalmente, delle donne vittime di violenza, perché è come se lo Stato, riconoscendo la necessità e l'importanza di recuperare questi uomini, togliesse l'attenzione e anche le risorse economiche che invece vengono date ai centri antiviolenza. Questa è una brutta competizione ed è un qualcosa che ha finito per limitare l'opera pure meritevole, come ho detto, dei centri antiviolenza, perché bisogna capire che questi uomini che agiscono violenza, condannati, soggetti a pene detentive o a misure restrittive, se non vengono recuperati, finita la pena detentiva, finita la misura restrittiva imposta dalla legge, dal giudice, sono delle vere e proprie mine vaganti per le donne che li hanno denunciati, in quanto la prima cosa che pensano di fare, usciti dal carcere, è quella di vendicarsi verso appunto le donne che li hanno denunciati, oppure di vendicarsi anche nell'ambito della rete parentale e amicale, che sarebbero le persone che magari nella mente distorta di questi uomini avrebbero convinto le loro compagne, mogli e fidanzate a denunciarli. Ora questo è un problema gravissimo, perché pochi sanno che nelle carceri italiane abbiamo un tasso di recidiva, cioè di reiterazione del reato, che supera anche il 70%. Ora però, se è grave che un ladro che ha passato 5 anni in carcere, 10 anni in carcere per furto e per rapina, una volta uscito, la prima cosa che fa è quella di reiterare il reato, quindi di compiere un'altra rapina, perché è un fallimento per lo Stato, è un fallimento economico, è un rischio per la società. Ora, per chi si è macchiato del reato della violenza di genere domestica, che reitera il reato, è una vera tragedia, è una spada di Damocle che pende sulla testa di tutte queste donne che hanno denunciato e che vivono nel terrore. Quindi non basta più fare campagne giustissime
che invitano le donne a denunciare, a non sopportare gli abusi, a riconoscerli come tali, perché c'è pure tutto un lavoro da fare sulle donne che spesso non riconoscono i comportamenti abusanti, no? Quindi sopportano per anni magari e poi per i comportamenti abusanti sfociano in violenze più importanti. Quindi c'è da lavorare su questo fronte importantissimo, anche perché ci sono molti casi di donne che si presentano alle porte del carcere quando gli uomini che loro hanno denunciato, che si sono macchiati di delitti così terribili nei loro confronti, escono. Ora, se ci fosse un maggiore coordinamento sul territorio del lavoro che si fa con le donne vittime, del lavoro che si fa con gli uomini carnefici, si potrebbe creare sicuramente tutto una rete, no? Una rete di non solo di solidarietà, ma di operatività a protezione delle donne. Roberta, tu in questo libro hai raccontato le storie di chi prova a cambiare, nell'ordine ovviamente sono nomi che non rispondono, cioè non sono i veri nomi, le vere identità di questi uomini, ma Nico, Luciano, Paolo e Dario. La domanda è com'è il mostro? Perché io ti dico la verità, quando avevo 20 anni andavo a servire messa alla raggiera del carcere di San Vittore. Il nostro assistente spirituale in collegio era cappellano del carcere, la buonanima di Don Marcello Bianchessi, lo voglio ricordare. E però io ho fatto una scoperta: quelli che sono dietro le sbarre hanno la stessa faccia che hanno quelli che stanno fuori. Per cui a maggior ragione dovremmo riflettere prima di dire dovremmo impiccarli, dovremmo lasciarli in mano ai parenti, eccetera, eccetera, eccetera. Però a maggior ragione, come state a incontrare questi uomini? Sono ancora uomini definibili come tali? Dunque, è stata un'esperienza molto educativa e che mi ha fatto riflettere, perché normalmente quando ascoltiamo nei giornali, alla televisione, alla radio di questi fatti di cronaca nera, siamo portati a dire è un mostro, è una persona che da disprezzare, è una persona che si copre di un delitto orribile, e quindi in qualche modo di rimuoverlo come un qualche cosa che non ci riguarda. Ora invece, come hai anche ricordato te, parlare direttamente con queste persone, la prima cosa che si prova è quello della normalità della persona che hai davanti, no? Una normalità che però nasconde appunto un grande vuoto interiore, quel grande vuoto interiore che ha fatto loro commettere degli atti di cui una volta presa coscienza ci si vergogna fortemente. Io ho intervistato queste persone proprio con questo spirito, di far capire intanto che dalla violenza si può uscire, e per uscire si deve volere uscire. Quindi il primo passo che questi uomini hanno fatto è di affidarsi a qualcuno che potesse accompagnarli in un percorso di consapevolezza, un percorso di liberazione,
perché per le donne vittime si parla di un percorso di liberazione, ma anche per gli uomini carnefici si parla di un percorso di liberazione, perché loro stessi sono imprigionati in una dimensione di violenza che loro, più di uno degli intervistati, mi ha descritto come una dipendenza. Dice, in realtà la violenza è una dipendenza, ed ecco perché il percorso per uscirne non è semplice, è faticoso dal punto di vista psichico, e non si sa quanto tempo occorre per uscirne, ed è accompagnato anche da un senso di, se vogliamo, di timore di ricadere, come si dicono le dipendenze, e non è neanche un percorso che in modo scontato ci riabilita completamente nella sfera delle relazioni affettive. Infatti, tra questi 4 uomini che io ho intervistato, 2 sono stati, diciamo, perdonati, o comunque sono rimasti all'interno di una vita di coppia, e 2 invece sono stati, insomma, lasciati. E anche questo hanno dovuto accettare, perché il lavoro che si fa in questi centri per uomini autori di violenza è quello di recuperare le persone, di recuperare gli uomini, la loro personalità. Non sono centri che fanno terapia di coppia o fanno lavoro di mediazione familiare. Quello che interessa è recuperare la persona a se stessi, agli altri e alla società. Ed è importante che questa speranza ci sia anche negli uomini che commettono violenza. E poi è importante, per esempio, nel caso di questi 4 uomini, che loro sono stati tutti detto, noi siamo grati alle nostre mogli o compagne compagne che ci hanno fermato, che ci hanno denunciato, perché quando si entra in questo tunnel della dipendenza, della violenza, non si sa mai come può finire. Quindi rivolgersi a questi centri significa anche fermarsi, far sì che degli atteggiamenti abusanti o violenti, non so, uno schiaffo, un pugno o una spinta, se non presi in considerazione con la dovuta serietà, non sfocino in violenze anche maggiori. Quindi ho voluto far raccontare la storia a questi 4 uomini, e ho intervistato anche 4 personalità importanti di operatori, psicoterapeuti e sociologi che lavorano in questi centri e sono consapevoli del ruolo importante che svolgono. Quindi io ho scritto questo libro soprattutto per far conoscere l'attività di questi centri, e per far sì che non ci siano resistenze, in particolare da parte dei centri antiviolenza, ma anche nell'opinione pubblica, all'idea che questi uomini vanno recuperati, non perché bisogna dare loro un perdono generalizzato, ma perché recuperarli significa aiutare soprattutto le donne che ne sono state vittime, e poi significa recuperare alla società delle persone che possano spendere il resto della loro vita, scontare la loro pena,
in un modo più degno per loro e per tutti. Roberta, io mi avvio alla conclusione perché voglio segnalare ai nostri ascoltatori che il tuo libro, appunto, Uomini contro le donne, uscire dalla violenza, con prefazione di Valerio De Gioia per le ERF Edizioni, è molto interessante anche la copertina di questo libro. La descriviamo per chi ci sta seguendo attraverso la radio. È una sorta, lo dice anche il grafico che ci ha lavorato, è una sorta di citazione dei tagli di Lucio Fontana, probabilmente della sua opera più famosa, Attesa, solo che Attesa è un taglio su una tela di colore perfettamente candido, mentre invece qui è uno squarcio che sembra far intravedere una lama di luce che trafigge il buio tutt'attorno ai bordi della copertina. A chi è venuta questa idea soprattutto? Mi sembra che questo sia in fondo anche il senso di questo libro. C'è una luce che si può accendere. Sì, guarda, la copertina è stata disegnata e ideata in totale autonomia dal grafico per Marino Ziffitelli, che leggendo il libro ha prodotto questa copertina che io in un primo momento neanche l'ho apprezzata, poi osservandola con più attenzione invece ho capito che lui aveva colto esattamente il valore di questo libro, il significato e anche il senso, insomma, di questa pubblicazione, e così ho chiesto a lui di poter pubblicare anche il contenuto di questa copertina, che penso che vada ad arricchire. E poi un grafico uomo, quindi è importante, leggendo questo capitolo e ascoltando quello che io ho detto, capire che in questa lotta dobbiamo essere insieme uomini e donne, e soprattutto, ecco, questo non l'ho detto, è un concetto molto, molto importante, non profilare una sorta di guerra tra sessi. Su questo pianeta siamo uomini e donne e dobbiamo camminare in armonia, prendendo tutto il bello dal vivere insieme, e quindi evitare questa deriva, no? che viviamo, che sta spingendo sempre di più le donne ad avere paura degli uomini, e questo è veramente qualche cosa da evitare, soprattutto per le giovani generazioni. Allora, Roberta Gisotti, Uomini contro le donne, uscire dalla violenza, con prefazione di Valerio De Gioia per ERF Edizioni in tutte le librerie. Roberta, io ti voglio ringraziare. Un'ultimissima domanda. Tu sei una giornalista e scrittrice. Tua figlia Cecilia Lavatore è anche lei una scrittrice e scrive anche sul Messaggero, ma è anche una, potremmo dire tranquillamente, performer o artista, perché ha delle opere teatrali che porta in giro con molto entusiasmo e con molta passione. E poi hai anche delle nipoti. Che cosa dobbiamo insegnare ai nostri figli / nipoti? Nel tuo caso nipoti, per me figli, per motivi, diciamo, anagrafici. Ma dobbiamo insegnare che siamo tutte persone, tutte depositarie di uguale dignità, quindi rispettarci, amarci, volerci bene e proseguire su questa strada. Grazie. Grazie a te, Antonino, di questa interessante conversazione, che spero si potrà ripetere in altri ambiti tra chi ha ascoltato questa trasmissione, perché il libro è scritto proprio per aprire il dibattito su questo tema. Con molto piacere, grazie ancora.